Buonasera a tutti e benvenuti al Cineclub Arsenale per un altro degli appuntamenti di una rassegna, di una lunga rassegna che ci sta accompagnando in questo marzo, il Marzo delle Donne, una rassegna all'interno della quale abbiamo cercato di raccontare, stiamo raccontando il cinema al femminile, personaggi, registe, attrici, in prima visione siamo molto contenti di poter presentare stasera Peggy Guggenheim Art Habit, sulla grande icona dell'arte Peggy Guggenheim di Lisa Imordino Vreeland. La rassegna si concluderà la prossima settimana, martedì, con l'incontro con l'attrice e regista Laura Morante, ma per introdurre il personaggio Peggy Guggenheim, il periodo storico a essa legato, abbiamo pensato di invitare questa sera, e vi presento il professor Sergio Cortesini, professore di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Pisa, a cui passo subito la parola e vi auguro poi una buona visione. Grazie. Buonasera. Allora, mi è stato chiesto di fare questa presentazione di Peggy Guggenheim, chi è stata. Sicuramente una delle più importanti collezioniste, ma più che collezioniste, una vera e propria mecenate dell'arte. In questo senso Peggy Guggenheim si colloca all'interno di una tradizione tipicamente americana e anche tipicamente femminile. Siccome mi pare di capire questo film si colloca all'interno delle celebrazioni sull'attività delle donne, negli ultimi 2 minuti, se vi ricordo, farò anche altri riferimenti ad altre donne americane importanti nella storia della filantropia applicata al collezionismo dell'arte americana e quindi alla divulgazione dell'arte per il pubblico. Quindi lei è stata comunque molto importante dentro questa categoria, quindi più che collezionista dicevo mecenate, perché ha durante la sua carriera stipendiato sia artisti, in particolare il più importante è Jackson Pollock, ma anche scrittori e scrittrici come Joanna Barnes, consentendo loro di avere una certa indipendenza economica e quindi libertà creativa. Naturalmente Peggy Guggenheim poteva fare questo perché godeva di una ricchezza personale, era erede di una delle più importanti famiglie del patriziato dei dollari. La famiglia Guggenheim, appunto, che aveva fatto fortuna venendo dalla Svizzera, da radici modeste, aveva fatto fortuna nel mondo delle miniere. E lei veniva da uno dei figli del capostipite di Guggenheim, il più scapestrato, che è Benjamin, che peraltro è morto sulla nave Titanic. Lo zio quindi non ha avuto un patrimonio favoloso come quello di altri zii Guggenheim, ma naturalmente sufficiente per farle passare una gioventù dorata. Lo zio Solomon è la persona che ebbe anche lui una grande passione per l'arte contemporanea, in particolare per l'astrattismo, e che ha fondato un museo privato che poi è diventato il museo Solomon Guggenheim, che si trova a New York, che è un capolavoro anche architettonico. Peggy, nata nel 1898 a New York, ha vissuto tutte le esperienze che le consentiva la sua estrazione sociale di appartenenza appunto ad una specie di al capitalismo, ad una famiglia esponente del capitalismo ebraico, e quindi frequentando le scuole delle sue pari, una gioventù durata, come dicevo, tra vacanze al mare nel New England, frequenti viaggi in Europa, sontuose case piene di servitù a New York. Però a differenza delle sue compagne, ha manifestato dentro una famiglia, come si vede nel film, molto eccentrica, di zie abbastanza bizzarre, aveva anche sviluppato una particolare attitudine per una vita ed uno stile di vita indipendente anche dal punto di vista dell'etica sessuale e dal punto di vista della creatività personale. Pur essendo americana, Peggy Guggenheim è una figura essenziale nel discorso del passaggio della mediazione culturale tra 2 continenti, Europa ed America, perché ha vissuto gran parte della sua vita in Europa in realtà.
Dal 1919 fino al 1940 è stata fondamentalmente a Parigi e in altri luoghi d'Europa, in realtà vivendo da nomade in una vita tra Parigi, Capri, la Costa Azzurra, la Provenza dove ha comprato una casa, Londra, altri capitali europei e viaggi in tutta quanta insomma, l'Europa e anche l'Africa in quel momento, fino al 1940, quando poi ha lasciato la Francia per causa della guerra, a causa dell'invasione della Francia da parte dell'esercito tedesco, per andare a New York fino al 1947, quando poi decide di tornare in una città che lei ha molto amato, Venezia, dove ha vissuto fino alla sua morte nel 1979. A Parigi negli anni 20 attraverso il primo marito che è Laurence Weil, che era un artista e pittore, è entrato in contatto con la vita bohemienne della città, che era il capoluogo, insomma, il centro assoluto dell'arte dell'avanguardia, frequentando quindi frequentando i caffè dove si riunivano gli artisti, gli scultori, i pittori, gli scrittori, i danzatori dell'avanguardia modernista francese ed internazionale e la nutrita colonia di espatriati intellettuali, pittori intellettuali americani, tra cui Gertrude Stein e il fotografo Man Ray, che gli fece un bellissimo ritratto fotografico ed altri. Quindi ha vissuto questo tipo di esperienze in cui, pur non avendo avuto una formazione accademica di storia dell'arte contemporanea, perché non ha studiato, non era un tipo intellettuale Peggy Guggenheim, però ha assorbito in prima persona i discorsi fatti nei caffè e nella scena artistica nel momento in cui questa avveniva, frequentando a teatro le opere teatrali d'avanguardia anche. All'inizio il suo interesse per l'arte non era dedicato all'arte contemporanea, aveva studiato, si era interessata agli scritti di Bernard Benson, che era stato il grande storico dell'arte americano, che tra fine 800 e primi anni del Novecento scrisse una serie di libri che sono stati importanti nella definizione di che cosa è l'arte del Rinascimento italiano ed in particolare per il concetto di valori tattili, ossia la pittura italiana del Rinascimento, pur essendo pittura, quindi immagine piatta, evoca delle sensazioni di tridimensionalità. E Peggy Guggenheim era affascinata da queste teorie, osservando anche in Italia i capolavori, ogni volta che trovava i valori tattili era entusiasta. Peraltro un episodio molto successivo, quando lei ebbe la possibilità di conoscere Bernard Benson a Venezia negli anni 48, ci fu una incomprensione perché Peggy Guggenheim era entusiasta di rendere omaggio a Benson dichiarando la sua ammirazione, viceversa Benson non era affatto un amante dell'arte contemporanea, anzi non la capiva, non l'amava, e quando Peggy lo andò a visitare a Villa Etate a Firenze e Benson in modo un po' maligno gli disse: ma a chi lascerà questa collezione dopo la sua morte? A lei, professore, gli rispose. Però dicevo, a Parigi la Peggy entra in contatto con questo ambiente così vivace e poi a Londra decide di fondare nel 1937 di dedicarsi in prima persona alla promozione dell'arte e fonda una galleria che chiama Guggenheim Jeune. In questa galleria espone una serie di artisti con la consulenza anche di Marcel Duchamp e di Nelly van Doesburg, che sono due artisti francesi internazionali. Espose appunto, gli artisti del surrealismo fondamentalmente e dell'astrattismo. In questa galleria in effetti ha presentato la prima mostra di Kandinsky in Inghilterra, la prima personale,
e ha esposto altre collettive e personali di artisti dell'avanguardia, in particolare anche Yves Tanguy, che era un esponente del surrealismo in un momento in cui il surrealismo prendeva piede e aveva successo. Fu molto legato all'ambiente del surrealismo, sia perché frequentò alcuni di questi artisti, in particolare finendoci anche a letto, ad esempio Yves Tanguy e soprattutto Max Ernst, con cui è stata sposata tra il 1941 e il 1943. Quando dico ci andò a letto non voglio essere irrispettoso, ma la sua autobiografia è una biografia che non ha pudore sulla sua vita sessuale, sulla sua libertà, rivendicando anche in questo, anche per una donna, totale autonomia, autodeterminazione e principio di assecondare il piacere. Quindi frequentò molto questo ambiente dei surrealisti, però poi ebbe anche l'intuizione di progressivamente di affiancare la sua attività di mercante, di gallerista, uno spirito non commerciale, ma anzi di acquistare opere per un futuro, per una collezione che fosse pubblica. E in quest'ottica, anche molto importante, lei decise di coprire diversi ambiti della storia dell'avanguardia, cioè di comprare delle opere di tutti quanti gli esponenti del surrealismo, del cubismo, dell'astrattismo, anche quelli che non necessariamente erano di suo gusto. In particolare in quest'ottica comprò dei quadri importanti di Salvador Dalì, anche quando Salvador Dalì era caduto in disgrazia presso i surrealisti. E quindi decide di fare questo museo che a Londra, prima galleria, poi museo. Il museo non si realizza perché scatta la guerra nel 1939, quindi Londra diventa una città pericolosa per i bombardamenti, e a quel punto Peggy Guggenheim si torna in Francia, dove ambisce a continuare la sua missione in Francia, decidendo di comprare un'opera al giorno su sollecitazione di Marcel Duchamp. E quindi comprò opere dell'avanguardia storica, di Brancusi, di Arp, di Delaunay, insomma, di Picasso, un'opera al giorno, come ho detto, i Giacometti. E nel 1940, all'inizio del 40, quando l'esercito tedesco si sta avvicinando verso Parigi, si occupa anche in modo molto generoso si preoccupa di salvaguardare la propria collezione, ottenendo intanto il rifiuto da parte del Louvre di ospitare questa collezione in depositi, perché l'arte contemporanea non era ritenuta adeguatamente prestigiosa da affiancare l'opera del passato. E quindi trasporta prima la collezione a Grenoble e poi la spedisce in America, ma anche fu generosa perché collaborò con una istituzione che era un'organizzazione americana per l'aiuto ai rifugiati francesi, che a Marsiglia, che attraverso fondi privati riuscì a far emigrare in America 2000 cittadini francesi, tra cui in particolare Peggy Guggenheim finanziò di proprie tasche il viaggio di Breton e la famiglia di Max Ernst e anche di Nelly van Doesburg. Nel 1900 poi a New York ha aperto una galleria che si chiama Art of this Century, che fu molto importante tra il 42 e il 47, perché fu proprio in questa galleria, che è una galleria molto creativa, che non era impostata secondo il modello che noi oggi conosciamo, cioè delle mura bianche, ma invece era stata fatta da un architetto d'avanguardia con forme molto curviline, luci contrastanti, molto suggestiva. Espose appunto le sue opere e continuò ad incrementare la sua collezione, e divenne la mecenate di Jackson Pollock in particolare, che da artista semisconosciuto divenne il principale esponente di quello che si chiama espressionismo astratto, cioè di un tipo di pittura che intrinsecamente esprime il senso di libertà, di autonomia, di vitalità, e che è una forma di astrattismo fatto di
di privazione di forma e di esuberante creazione di forme libere tramite schizzi di colore. Commissionò un murale per la sua casa, un murale di 6 metri per 2, oltre queste misure, che rappresenta l'inizio del cosiddetto dripping, cioè questa tecnica sgocciolante di Pollock, e fu mecenate di altri artisti che sono importanti nella storia dell'avanguardia. È un po' esagerato quello che lei dice nel film, perché lei si dichiara, come vedrete, ostetrica dell'arte contemporanea americana. Questo è un po' un'autoinvestitura esagerata, non fu, però certamente fu importante per la nascita di quella che noi consideriamo la moderna scuola americana, che poi ha avuto una espansione globale nel dopoguerra, che è stato un po' il canone del modernismo, cioè il modello su cui si basa l'interpretazione dell'arte contemporanea. Nel 1947 decide, alla fine della guerra, dopo avere appunto aiutato molto Pollock, ma anche William Basiotes e Motherwell, insomma altri artisti, decide di tornare a Venezia, dove intanto espone la propria collezione alla prima biennale del dopoguerra del 1948, presentando quindi le opere dell'arte americana al pubblico europeo con grandissimo successo, e anche determinando un po' davvero questo senso di circolazione di un nuovo canone estetico, e poi acquistando un palazzo sul Canale Grande nel quale continuò a collezionare le opere, che mise a disposizione, aprendo le case, le sue stanze per 3 pomeriggi a settimana, e lasciando sì che la sua stessa abitazione privata diventasse un luogo pubblico visitabile gratuitamente. E poi ha lasciato la collezione alla città di Venezia, cioè ha lasciato la fondazione Solomon Guggenheim, col vincolo che rimanesse in perpetuo a Venezia, dove si può visitare. Quindi fu molto importante per queste cose, anche mecenati di artisti italiani. Voglio concludere, visto che il tempo, insomma, ha parlato 16 minuti, c'ho il cronometro, dicendo che certamente lei è stata una figura importante, ma voglio ricordare che la figura di Peggy Guggenheim fa parte di una galleria di altre donne, per cui va citata prima di lei Gertrude Vanderbilt Whitney, fondatrice del Whitney Museum of American Art, la quale essa stessa fu scultrice e mecenate e patronessa di ospite, no, di salotti intellettuali, e che ha avuto un ruolo essenziale nella nascita del collezionismo, dell'identità di arte americana prima del collezionismo di Peggy Guggenheim. Voglio ricordare anche un'altra figura, che è Catherine Dreyer, che fu anch'essa negli anni 20 e a fine anni 10 in contatto con Marcel Duchamp in America, e fu creatrice di un museo d'arte moderna, cosiddetto prima ancora che nascesse il Museum of Modern Art di New York, che è il principale museo, finanziatrice di artisti, essa stessa artista dell'avanguardia d'arte europea e americana, quindi un ponte tra le due culture. E ricordo un po' anche Mabel Dodge, che fu invece la scopritrice della cultura americana, pittorica americana, a Taos e a Santa Fe nel New Mexico, e quindi che ha aperto la strada a Georgia O'Keeffe, la pittrice per antonomasia, in un certo senso, di un'identità americana calata nel territorio. E infine la nascita del museo, dei più importanti musei americani, in particolare per l'arte contemporanea il Museum of Modern Art di New York, che fu fondato nel 1929 da 3 donne, cioè Abby Rockefeller, Mary Sullivan e Betsy Bliss, le quali misero a disposizione il loro patrimonio personale e la loro curiosità per l'arte a disposizione creando un museo pubblico. Quest'idea di restituire a beneficio della collettività e della comunità, attraverso la cultura, la ricchezza che è stata prodotta grazie al lavoro della stessa comunità, è tipica dell'etica capitalistica americana, e le donne hanno avuto
un ruolo molto importante, potrei citarne anche molte altre.